Vice governatore Riccardi, oggi un'altra prova tangibile di quanto è stato fatto a un anno dalla tempesta Vaia, il ponte di Ovaro. Sì, noi continuiamo a parlare di un anno, ma è vero, siamo a un anno proprio oggi, è un anno da quella tremenda notte, da quale ricordiamo tutti l'acqua su questo ponte, il ponte caduto. Eh, Però c'è un'altra data da scolpire, che è il 16 marzo, perché il 16 marzo è stato il giorno nel quale lo Stato ci ha autorizzato a erogare, a utilizzare la spesa delle risorse che ci ha messo a disposizione. Quindi vuol dire che noi abbiamo completato tutte le attività propedeutiche al cantiere in 70 giorni. Questo vuol dire tutte le rilevazioni, il progetto, tutte le autorizzazioni necessarie che si concludono nella conferenza dei servizi con il parere positivo, l'approvazione del progetto, la gara d'appalto. Quindi in 70 giorni siamo arrivati al cantiere e il cantiere è stato completato in 104 giorni. A me pare che sia un tempo, vorrei che questi tempi si ripetessero in tutte le altre situazioni. Poi abbiamo assistito a una serie di considerazioni anche spesso polemiche. Io le guardo con grande rispetto, ma dico anche che per chi ne capisce un po' di opere pubbliche, in 170 giorni riuscire a partire da zero e ottenere questo risultato, vorrei che questi risultati si ripetessero, come ripeto, in tutte le altre opere.